Squadra che vince non si cambia, scuola di San Giovanni Evangelista stracolma, 300 ragazzi, un bel successo. Ma credo che questo lavoro con l'ufficio scolastico regionale e con le Proloco del Veneto ci stiano a dimostrare che siamo sulla strada giusta. Una legge che ormai datata 2007 e che sta sempre più coinvolgendo i ragazzi dalle scuole elementari alle scuole superiori, non solo del Veneto, ma nel modo straordinario ci sono altri 600 anni di storia con l'altra parte dell'Adriatico e quindi con le scuole italiane dell'Istria e della Dalmazia, e quindi questo credo che sia un elemento importante per guardare al futuro del Veneto. Festeggiare una data come il 25 marzo con la cultura è una scelta di fondo che avete fatto fin dall'inizio. Sì, il Consiglio regionale ha deciso nel 2007 che il 25 marzo, che è la data nel 421 nasce Venezia, quindi con il compleanno di Venezia ci sia questa ricorrenza che debba esserlo per tutti gli anni a divenire, appunto, in cui il popolo veneto si trova e festeggia assieme, non solo dal punto di vista culturale ma anche e soprattutto storico attraverso le scuole.